Oggi destinazione Cavallo, bellissima giornata. Eccola, persi a cercarla a schiavi. Tanto c'è ancora neve, guarda quanta là. In lontananza i Gartenkofel e poi si guadagna a metri per andare sulla schiavi decisamente in maniera importante, come possiamo vedere. Si inizia subito in maniera impegnativa. Ed ecco che si inizia la salita. Plastiche scalate. La via Schiavi sale da quei verdi a sinistra, tutto sopra per questo canalone con passaggi credo massimo secondo grado, ma in ogni modo divertente, assolutamente divertente. Però bisogna fare attenzione, qui abbiamo trovato un nevaio che interrompe un po' la via, bisogna salire un po' da qua, sul lato sinistro qua sotto. Vediamo il buon Domenico che parte adesso con il traverso per un attimo. La salita ci regala anche un tratto esposto, non filmato, perché io con l'altezza non è, è comunque soddisfacente la giornata fino adesso. Non è proprio semplice. Fece diverse strade alpine. Sì, adesso si gira U. Sì, una vasta, un giro vasto. No, bypassa tutto. E il GPS è impietoso.
La salita non si dimostra mai banale. Dico bene, ingegnere? Siamo quasi. Ce la facci? Da dove siamo saliti? La finestrella e poi giù l'Austria, il Gartenkofel, Kimaitel a destra, Nassfeld, e adesso su direzione Creta di Pricot. Ed ecco, si esce alla fine sul tratto sommitale. Poi adesso ci avviamo alla Creta di Pricot, via impegnativa, dai, su, non robe eccelse, però insomma alpinisticamente notevole, dai. Bannato. Come te banna, sei bannato io. Ed ecco la vista dalla Creta di Pricot. Una grandissima salita. Grandissimo Domenico e il suo libro dei desideri. Bravo Domenico, grande. Numero 1. La mappa tabacco che mi ha fatto. Ed ecco Monte Cavallo di Pontebba. Domenico fa fotografia la prima volta, gli rovinano la media.
E adesso ci accingiamo alla facile ferrata con Tim, così dicono i siti web. Vediamo se sarà vero. Boh. Guarda qua, un corso impegnativo. Cos'è? È escursionismo, escursionisti esperti e ha cos'è? Attrezzatura. Ah. Già l'avevo fatta sul Montasio, qua per un momento, per un traversin così, subito cazziato dopo 3 secondi di ferrata. Sempre doppio, sì. Ma anche se ti sbagli al momento del stacco di uno, te che sempre uno su. Sì, sì. Boh, come via è abbastanza tranquillina. Ecco, siamo scesi da qua sopra. Qua abbiamo la torre Clampil con la croce di vetta e la torre Vinca e c'era una persona prima in vetta. Sì, sì, veramente interessante. Adesso proseguiamo. Discesa spaccagambe per un canalone detritico con crolli di chissà quale epoca. Lassù la via di salita e là dalla forcella quella di discesa.